Ben ritrovati nello spazio che segue il notiziario di Tele4 assieme al nostro vice direttore Ferdinando Varino. Ferdinando, buonasera. Buonasera Gianluca a tutti. Approfittiamone, lanciamo subito di nuovo il sondaggio, già lanciato ovviamente nel nostro notiziario, il sondaggio di questa sera a Ring, mezzi NATO in transito nel porto di Trieste, cosa fare, consentire oppure negare? 0422 16 26 691 per dire sì, consentire, oppure per negare 0422 16 26 690. Ferdinando, questo è il sondaggio che è stato scelto, che hai scelto appunto da proporre ai cittadini durante la puntata di Ring. Sì, guarda, devo dirti che è chiaro che noi ne abbiamo parlato e molto ieri sera, al di là di questo, al di là delle basi, consentire o meno il sorvolo a Sigonella e cosa succede a Raviano, c'è molto più movimento, non solo, anche in Veneto ovviamente con le altre basi, insomma. Prima di questo io credo, e dicevo, ne abbiamo discusso molto ieri sera, che l'emergenza assoluta sia il tema dell'energia, sì. E questo ha messo in fortissima difficoltà, non possiamo negarlo, il nostro governo, ma non perché non ci siano risorse che adesso bisogna trovare, comunque sono difficili, ma perché comunque qualsiasi effetto di queste risorse ingenti, pensiamo solo ai 600 milioni messi sin qui per abbassare le accise, il costo della benzina, diciamo, che ha avuto un effetto ridotto, così come in passato altri interventi molto costosi alla fine si vedono ben poco nelle tasche degli italiani, e quindi una bomba economica sulle nostre famiglie, sulle nostre imprese, sull'Europa intera e non solo, davvero non ce la dovevamo permettere. Guarda, è una cosa che manda davvero ai pazzi. Ogni guerra è una tragedia, ogni guerra è una follia. Anche ieri il Papa è stato su questo molto chiaro. E un intervento inutile come quello che stiamo raccontando ormai da alcune settimane era davvero meglio evitarlo. Il problema è che noi usciamo da anni di fortissima difficoltà e oggi, al di là di surfare o meno, fare provvedimenti come la Spagna, che adesso viene da certo centrosinistra assurta il grande esempio del mondo, poi bisogna andare a vedere realmente quali sono anche i movimenti nelle basi in Spagna. Ma al di là di questo che interessa poco, noi avremo, e sposo le parole del Presidente Fedriga come sempre lucide nelle analisi, avremo un effetto lungo di questa tragedia. Tragedia lo è per le persone colpite, lo è per le persone coinvolte direttamente nei conflitti, lo è una tragedia economica che rischiamo di vivere sulle nostre famiglie e imprese. Non ce lo possiamo permettere. Tutto ciò deve finire il prima possibile, torno da dove ho iniziato, qualsiasi intervento che il governo pesantemente con centinaia di milioni di euro rischiamo di vederlo bruciare nell'arco di poco. Oggi i quotidiani ricordavano come ai tempi del governo Draghi si è parlato di quasi 7 miliardi di interventi sul fronte dell'energia. Qualcuno si ricorda di aver pagato tanto meno le bollette? No, purtroppo, le abbiamo comunque pagate molto, molto di più, certo meno rispetto a quello che le avremmo pagate, chiaro, ma comunque abbiamo bruciato letteralmente dei soldi che servirebbero per fare cose serie nel nostro paese. Dati delle ultime ore, 20% in più sul gas per quanto riguarda le bollette, poi abbiamo sentito anche la CGA di Mestre che con il suo studio ogni settimana aggiorna sul potenziale pericolo per le famiglie, sentendo anche l'assessore a Energia e Ambiente Fabio Scocimaro, assessore regionale, si parlava ovviamente anche della questione benzina e delle speculazioni, no, che ci sarebbero state fin dall'inizio, dal giorno dopo dell'inizio della guerra. Esattamente, ma tra l'altro noi abbiamo visto ieri sera, abbiamo fatto vedere le grafiche a Ring, come ci fosse il record della benzina a 2,21 a Bolzano e comunque in altri luoghi, è sempre salita, abbiamo fatto vedere l'andamento della benzina nelle ultime settimane, cioè da febbraio era 1,7, adesso è schizzata oltre i 2, e purtroppo a cosa credi che serva spendere centinaia di milioni di euro per tenere calmierato il prezzo della benzina, che tanto è? C'è un commissario europeo, ieri sera ne abbiamo parlato tanto, il commissario energia,
che ha detto che dobbiamo prepararci al razionamento. Guarda, che un conflitto, dei momenti di forte difficoltà portino a comportamenti virtuosi, va bene, per carità, può andare bene. Io vorrei vedere come fa ad avere un comportamento virtuoso una persona che deve lavorare facendo il pendolare, spostandosi, non potendo avere un treno che serve la sua tratta, un imprenditore, un'azienda energivora. Io vorrei vedere, sentire da questo commissario europeo, che invece deve pensare a costruire una sovranità energetica per il continente, lui pensi a quello, noi dobbiamo pensarlo per il nostro paese perché lì non abbiamo fatto niente, deve pensare a trovare soluzioni di questo tipo, non a razionare il lavoro, non solo, no, e la fatica di un imprenditore del nord-est del nostro paese. Anche perché poi, come dicevi tu, Ferdinando, paga sempre Pantalone. Vabbè, certo, Pantalone chi è? Noi. Non è che se i soldi arrivano da Roma non siamo noi ad averli messi a disposizione dello Stato con le nostre tasse. Ecco. Problema energia che ovviamente continueremo gioco forza a seguire. Ah beh sì, c'è anche il tema della Slovenia per quanto riguarda i carburanti, Ferdinando, altro paese che soffre, aumento comunque nelle scorse ore, insomma, però con la tessera regionale, guarda, diciamo, in Friuli Venezia Giulia, che è stata molto sponsorizzata, il cittadino, i possessori della tessera riescono bene o male in qualche modo a stare entro alcuni parametri. Guarda, ha fatto benissimo il Presidente ieri a chiamare con sé e farne un tavolo permanente tutti gli operatori economici della nostra regione, Confindustria, imprenditori, gli artigiani, no? Tutti. Bene. Confidi per il credito, quindi aiutare gli imprenditori che abbiano bisogno di accesso al credito, nuovi interventi sul fronte della possibilità di mettere pannelli fotovoltaici, benissimo anche quello, acceleriamo, quindi un altro bando ulteriore da fare adesso, tante altre cose per la benzina, far sì che qualsiasi aiuto arrivi da questa regione che ha le risorse ma certo sono una goccia nel mare magnum delle difficoltà che stiamo vivendo, lo deve fare perché questa regione che è virtuosa lo può fare. Bene, anche tutto ciò che fa non sia aiuto di Stato, non deve essere valutato aiuto di Stato, quindi ecco diciamo, l'intervento pronto voluto dal Presidente Fedriga. Ovviamente quali erano i commenti, anche i litigi a Ringa ieri sera, Krško è qui vicino a noi, uniamoci alla centrale nucleare, non solo Slovenia e Croazia, ma lo faccia anche l'Italia, diciamo la regione Friuli Venezia Giulia, non si può fare, si può fare. Alla fine, quanti anni è che ne parliamo? Almeno 10-15, non si è fatto nulla, solo negli ultimi tempi, e non si è fatto nulla, non si può fare nulla. L'altro è la critica alla tessera regionale che tu dicevi adesso per la benzina, anche quello ogni volta diventa un tema di scontro politico in regione, qualcuno agita ancora il tema del fatto che siano aiuti, non consenti aiuti, diciamo, per inquinare, no, ma sono soldi che servono alle persone anche per lavorare, non è un incentivo a utilizzare l'auto. Noi non dobbiamo pensare a chi prende l'auto per fare 100 metri, ma dobbiamo pensare a chi la utilizza per lavoro, la utilizza per muoversi, la utilizza per una propria indipendenza. Noi siamo una città che ha molti anziani, non è negato. Guarda che anche l'auto è un'indipendenza importante. Noi perché dobbiamo decidere che questa non deve essere garantito chi ha anche difficoltà a muoversi, non può chiaramente utilizzare la bicicletta, perché io sono per le piste ciclabili, per i mezzi pubblici, per le possibilità. Non è che qualcuno ti deve decidere come ti devi muovere necessariamente, devi offrire delle opportunità, e poi è chiaro che poi incentivi anche un tipo di mobilità che non inquina. Stasera alle 21:10, nella prima parte di Ring, l'intervista a tu per tu con il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, occasione ovviamente per chiedere di tutto, chiaramente, come si sta muovendo la città, che ci dobbiamo aspettare. Guarda, ho visto che l'hanno candidato sindaco per il centro-sinistra, no? Al pesce d'aprile. Noi ne abbiamo uno che era quello dell'inizio dei lavori a Cabinovia, è tutto finto, lo ricordo, realizzato con l'intelligenza artificiale, ecco perché è anche importante che ci sia un'informazione certificata, che abbia delle regole, perché oggi vediamo sui social qualsiasi cosa, video finti, generati, insomma, che per ora si capisce siano finti da alcuni dettagli attenti, ma diventano sempre più in maniera preoccupante definiti. Parleremo di molto, secondo me,
anche sulla cabinovia stessa cercheremo di scoprire qualche novità, perché ho sentito, e quindi chiederemo direttamente al sindaco. Poi ovviamente in base a tutte le cose che ci racconterà, da Acqua Marina cercheremo di scoprire, alla fiera magari qualche novità c'è, alla cabinovia stessa e ai lavori pubblici. Dopo faremo il commento ovviamente con gli altri ospiti, insomma, a partire dalle 21:10. Certo, poi c'è anche il mercato ortofrutticolo, no? Tra i vari temi che cari al sindaco per riqualificare. Le palestre che hai seguito tu. Le palestre, quella di via Frausin a San Giacomo, e quella che è il già ribattezzato Cubone, ma che in realtà è una realtà, è venuta fuori una realtà molto importante, partirà a breve, fra un mese, gestita dal comune all'inizio, poi si farà una gara per capire la gestione, insomma, campi a disposizione della gioventù, della cittadinanza. Abbiamo fatto il tour col sindaco e invece oggi, ma anche negli giorni scorsi, siamo stati impegnati a Barcola, perché è un tema importante sicuramente per la stagione estiva che è alle porte, perché con i proietti di artiglieria trovati 17 sul fondale marino, pescati con la benna di un escavatore, quindi potenzialmente poteva essere anche un qualcosa di veramente molto molto pericoloso. Fortunatamente sono stati disarmati. Oggi gli artificieri del 3° reggimento del Genio Guastatori di Udine sul posto ha preso gli ordigni bellici, li ha portati alla loro sede, dove verranno naturalmente distrutti definitivamente, però c'è il tema che il dragaggio è stato interrotto nel porticciolo di Barcola e bisognerà riprenderlo, e bisognerà attuare un altro debombing, ovvero un'altra giornata. Con metal detector bisognerà sondare per vedere il resto, per vedere se ce ne sono altri. Se verranno trovati altri, è un processo che riparte da capo, e quindi lo stesso guarda, siamo ad aprile, insomma, abbiamo il tempo. È chiaro che nell'arco di qualche giorno, secondo me già questo weekend, perché sarà con queste vacanze sarà un clima straordinario, quindi a maggior ragione molti faranno il bagno, sono pronto a scommetterci, però ecco, lì bisogna avere ovviamente attenzione. È pazzesco pensare che siano stati là tutti questi decenni, e insomma, quindi è un pericolo, però sai, la nostra città, il nostro paese in particolar modo, sono un patrimonio, definiamolo così, di storia triste del passato, quindi è normale che essendo stato terreno di conflitto anche il nostro paese abbia lasciato dei resti, e speriamo che si risolva nell'arco, no, nel breve tempo, in breve tempo. È vero che, ti ricordi, noi avevamo seguito in diretta, diciamo, i primi movimenti di quella nave che sta riposizionando gli scogli. Quello è un lavoro essenziale che andava sprombattuto e che mette finalmente, dopo 2 anni e mezzo, al riparo la nostra riviera di Barcola da quello che è stata la tragedia, diciamo, del novembre 2023, di quella mareggiata che ha creato dei danni, ricorderete, mostruosi, impressionanti. E quindi guardate quanto tempo, ecco, a proposito, no, della burocrazia, ci vuole per risistemare. Quindi quello è un lavoro essenziale che vedevo riuscivano a mandare avanti lo stesso. Adesso l'escavo, insomma, subirà qualche rallentamento, vediamo un po'. Nonostante questo, diciamo che la scogliera rinforzata potrà aiutare a gestire future mareggiate, ma non è una protezione totale, purtroppo, anche perché secondo molti studi proprio quest'area dove siamo noi, del Golfo di Trieste, dell'Adriatico, è la più soggetta a mareggiate di questa intensità, quindi anche questo è un altro tema. Dobbiamo prepararci per il futuro, però c'è poi tutto un progetto, Ferdinando, su Barcola. Scocimaro ha detto che va avanti, no? Ho visto anche soprattutto quello delle terrazze a Barcola, quindi il bivio di Miramare, le cosiddette terrazze Babuder, perché l'assessore spesso si è convinto, no? Spesso ha insistito, diciamo, perché questo progetto di valorizzazione, quindi ulteriore spazio sacrosanto, diciamo, vada avanti, e mi sembra che su questo la sintonia piena ci sia, ecco, quindi vedremo. Non da ultimo i lavori ovviamente di riqualificazione della parte finale del Porto Vecchio, quella più vicina a Barcola, dove appunto stanno sorgendo tutti i campi. Bellissimo. Ecco, quello chiederemo al sindaco stasera, perché non abbiamo ancora scoperto sin qui quando sarà l'inaugurazione, però osservando i lavori, ho visto che avete fatto servizi anche in queste ore, stanno avanzando e molto.
e quindi bisogna insomma, attendere di capire quando finalmente sarà l'inaugurazione, campi da tennis, da paddle, skate park, cioè sarà veramente bello. A quel punto ci vorrebbe una visuale del mare lì un po' più definita, perché insomma ora è coperta dagli alberi, ma insomma giocare in riva al mare credo che sia stupendo, ecco, fare sport in riva al mare. Assolutamente. Grazie Ferdinando. Grazie e a voi, ci vediamo alle buon- 21:10. Buon lavoro, fra poco c'è Ring alle 21:10 con in apertura il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, poi il dibattito con gli ospiti e naturalmente il sondaggio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele4. Misure per il caro bolletta, accesso al credito agevolato per le imprese, aggiorni le misure della Regione, va agevolata la logistica perché condizioni i prezzi di tutti, spiega Tilatti di Confartigianato. Indagine interna di Asugi sul caso della 25enne triestina trovata morta nei bagni del centro di salute mentale di Via Gambini, Poggiana, caso sconvolgente per famiglia e operatori sanitari. Rimosse le 17 granate d'artiglieria dal porticciolo di Barco, la malaria rimane ancora off limits in attesa del debombing per accertare che non vi siano altri ordigni. Schianto fra auto e moto nei pressi del distributore dell'ESO Opicina, grave trauma facciale per il centauro di 46 anni, ricoverato d'urgenza a Cattinara. Giardini pubblici recintati, il PD propone l'apertura prolungata d'estate fino alle 23 con il coinvolgimento delle associazioni locali per animarli. Una Madama Butterfly diligente ma senza picchi di pathos porta le atmosfere giapponesi al Teatro Verdi e repliche in scena fino al 12 di aprile. Pallacanestro Trieste, domani alla Palla Rubini, la prima di 6 finali per l'accesso ai playoff con Varese, così come coach Taccetti ha definito queste sfide che chiudono la stagione regolare. Buonasera e ben ritrovati al notiziario serale di Tele4. Avete sentito i titoli, ma vi proponiamo subito il sondaggio che andrà questa sera a Ring alle 21:10. Mezzi NATO in transito nel porto di Trieste. Cosa fare? Consentire? 0422 16 26 691 oppure negare? 0422 16 26 690. La chiamata, come sempre, è gratuita. Ring stasera alle 21:10 con Ferdinando Varino, che si aprirà con l'intervista al sindaco Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, e poi alle 21:40 il dibattito con Mauro Zinnati della lista Russo.Franco, Danilo Slocar della Lega, Luca Bressan del Partito Democratico e Mirko Martini di Idea Giuliana. Caro bollette e accesso al credito sono i due temi che preoccupano maggiormente le imprese a seguito dei rincari conseguenti al conflitto in Medio Oriente. Il tavolo di lavoro con le regioni impostato ieri pomeriggio per concordare le prime misure urgenti. Sentiamo. Sostegno al pagamento delle bollette e accesso al credito agevolato. Sono le due misure chiave che la Regione Friuli Venezia Giulia si appresta a varare a seguito del tavolo aperto con le categorie economiche e i sindacati, a seguito dei riverberi del conflitto in Medio Oriente, in particolare sul fronte energia e carburanti. Misure che verranno varate a giorni e commentate così da Graziano Tilatti, presidente regionale di Confartigianato, nel salotto di Ring. Abbiamo tutti convenuto che ci sono delle priorità, in particolare la logistica, perché questi aumenti di prezzo, che se vengono subito trasferiti sul prodotto finale, è chiaro che crea una spinta al rialzo anche e quindi riduce i poteri di acquisti di tutti noi. Quello che oggi preoccupa di più è questo sentiment, questa paura che si è innescata, che sta creando un po' un rallentamento, no? Cioè gli investimenti vengono già procrastinati, no? C'è questo clima di incertezza. Credo che però diciamo, questa è un'ennesima crisi energetica, che ne abbiamo avute delle altre, però in questo momento la affrontiamo in modo diverso, perché gli investimenti fatti nelle rinnovabili
ci mettono un po' al riparo. Proprio in merito alle energie alternative, a breve verrà attivato un nuovo bando per incentivare l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle imprese. Come preannunciato dal presidente camerale Pauletti al nostro TG, verrà anche riproposto l'abbattimento delle garanzie concesse dai confidi per l'accesso al credito, previste anche misure dirette alle imprese per abbattere il caro carburanti, riferite soprattutto al settore trasporti e logistica, e l'altra azione per le aziende colpite maggiormente dai rincari di gas ed elettricità, sul modello di quanto messo in campo dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Asugi ha avviato l'indagine interna sul caso della 25enne trovata morta nei bagni del centro di salute mentale di via Gambini a Trieste. Ecco i commenti e le reazioni. Purtroppo sono tragedie che lasciano il deserto dietro, è sconvolgente ovviamente per la famiglia, ma anche per tutti gli operatori dei centri di salute mentale. Sono situazioni molto complicate, molto difficili, i giovani stanno vivendo un periodo di profonda insicurezza, instabilità e solitudine, per quanto il nostro impegno sia massimo, anche mettendo a disposizione tutti i servizi, anche non solo di Asugi ma di altri partner privati, purtroppo sono vicende che ahimè accadono. Così il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, sul caso della 25enne triestina trovata morta nei bagni del centro di salute mentale di via Gambini a Trieste. La giovane era stata presa in carico dai servizi di salute mentale già da adolescente, quando aveva manifestato le prime fragilità. Lunedì mattina era stata ricoverata nella struttura, ma stando agli operatori non manifestava alcun sintomo tale da poter far pensare all'ipotesi di un gesto estremo. Proprio per questo non si era ricorso a ricovero ospedaliero. In attesa degli eventuali accertamenti della magistratura in capo al PM Alessandro Perogio, Asugi ha avviato un'indagine interna per accertare il corretto approccio al caso della ragazza e rispetto dei percorsi diagnostici e di cura. Come sempre, come in tutte queste situazioni, si fanno degli audit interni, si vanno a verificare percorsi, procedure, organizzazione e tutto quello che attiene alla situazione. Sul caso, che ha lasciato sotto shock gli operatori del centro di salute mentale, ha riflettuto ai nostri microfoni anche l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Come abbiamo ascoltato dal dottor Semenzin, che purtroppo queste cose fanno parte della vita, noi non dobbiamo rassegnarci al fatto che queste cose possano accadere, quindi dobbiamo continuare a lavorare con impegno nel cercare di cogliere questo disagio, che è un disagio che sta crescendo. Questo però era un caso seguito dai servizi in maniera importante, l'abbiamo ascoltato dai professionisti che si sono occupati di queste cose. Io direi che in questi momenti la prima cosa che bisogna fare, bisogna avere rispetto, la vicinanza nei confronti delle persone che sono state maggiormente colpite da questi eventi, però non fermarsi al fatto che quello che si fa non possa essere fatto ulteriormente, però anche riconoscendo nel sistema professionale il grande sforzo che sta facendo. Rimossi dai militari del terzo reggimento guastatori di Udine gli ordigni bellici trovati sul fondale del porticciolo di Barcola lo scorso 25 marzo. Lo specchio d'acqua però rimane interdetto in attesa del prossimo debombing. Siamo arrivati, abbiamo effettuato un controllo, ne abbiamo localizzati e trovati 17. Si tratta di granate d'artiglieria inglese della seconda guerra mondiale, ordigni privi di sistema di funzionamento che una volta portati alla sede del terzo reggimento guastatori di Udine verranno distrutti. I reperti bellici erano stati pescati dalla benna di un escavatore durante le operazioni di dragaggio del porticciolo di Barcola lo scorso 25 marzo. L'area era stata sequestrata in attesa dell'arrivo degli artificieri da Udine che questa mattina hanno rimesso in sicurezza la zona. I proiettili d'artiglieria sono stati allineati sul molo, scansionati e poi caricati sui mezzi dei militari. Rimane sotto sequestro lo specchio d'acqua del porticciolo. Avviato l'iter per richiedere l'autorizzazione al prossimo debombing, ovvero lo scansionamento del fondale marino con i metal detector per assicurarsi che non ci siano altre granate. Dovessero essere rinvenuti nuovi ordigni, bisognerà ripetere le operazioni odierne
odierne con i militari del 3° Reggimento Guastatori di Udine che provvederebbero al recupero e alla distruzione dei proietti. Ciò naturalmente comporterebbe una prolungata interdizione della zona. Normalmente questa è una operazione che si impiega mesi per farla, noi contiamo di farla in settimane, quindi sveltire al massimo la burocrazia e sveltire al massimo i tecnici, anche perché la Regione ha immediatamente messo a disposizione tutte le risorse e le autorizzazioni di nostra competenza e quindi auspico che entro l'estate, è un auspicio perché non è che faccio io il lavoro, però posso mettere però dal punto di vista politico tutte le leve necessarie che si possono fare e a disposizione in settimane e non mesi. Intanto, come detto, lo specchio d'acqua della Darsena rimane sotto sequestro. La Regione ha studiato una soluzione per i diportisti che non possono ormeggiare le proprie barche al porticciolo. L'autorità portuale, con il Presidente abbiamo parlato, ci mettono a disposizione delle aree portuali che erano attrezzate dalla Regione e pagate dalla Regione per mettere almeno un centinaio di barche in massima sicurezza, penso al Molo Zero. Quindi diciamo che nelle prossime settimane / prossimi mesi i diportisti avranno un disagio minimo, ma più di così non possiamo fare. Nessuno pensava di ritrovare nel porticciolo di Barcola proietti d'artiglieria. È stato ricoverato d'urgenza a Cattinara per un grave trauma facciale il motociclista di 46 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Opicina. Incidente stradale fra un'auto e una moto nel pomeriggio a poca distanza dal quadrivio di Opicina all'altezza del distributore di carburante della Esso. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, la 76enne al volante di una Toyota Yaris ha svoltato a sinistra all'altezza della pompa di benzina, mentre il Centauro di 46 anni stava sorpassando il veicolo ad alta velocità a bordo della propria Yamaha. Pesante l'impatto del motociclista, sbalzato dalla sella, finito per cozzare violentemente sul fianco della vettura prima di finire a terra. L'uomo ha riportato un grave trauma facciale. Sul posto i sanitari del 118 e dell'automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando di Opicina. Stabilizzato sul posto, il motociclista è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Cattinara, sotto shock ma illesa l'automobilista. Traffico fortemente intasato a causa del sinistro sulla strada provinciale 35 in direzione Sgonico. Malore in Ponte Rosso intorno alle 17 di oggi per una donna turista ceca di 60 anni, è finita improvvisamente a terra all'interno del bar Spiller. L'ambulanza e l'automedica sono intervenute velocemente sul posto per la rianimazione, poi la donna è stata trasferita all'ospedale di Cattinara in codice rosso, purtroppo non ce l'ha fatta, ha avuto un secondo attacco che è risultato fatale. Da martedì 7 aprile partiranno i lavori in via Pindemonte con il rifacimento del muro di sostegno e della scalinata, cantiere aperto per circa 3 mesi con strada chiusa al traffico e modifiche alla viabilità della zona. Manca poco la partenza dei lavori per mettere in sicurezza il tratto di via Pindemonte all'altezza della Scala San Luigi. L'intervento, inserito nel piano comunale per il rifacimento dei muri di sostegno, prenderà il via martedì 7 aprile e punta a risolvere una situazione di degrado che nel tempo ha compromesso la stabilità della struttura. Nel dettaglio, il cantiere prevede la demolizione di una porzione del muro esistente e la realizzazione di una nuova struttura di sostegno, più solida e duratura. Un'operazione necessaria e attesa per la sicurezza della zona, ma anche per l'estetica di quel passaggio. I lavori avranno però un impatto sulla viabilità. Per circa 3 mesi la strada resterà chiusa al traffico, con accesso consentito solo ai residenti. Via Crispi, a partire dall'incrocio con via Streller in direzione via Pindemonte, sarà a doppio senso di marcia, così come la stessa via Pindemonte. Concluso questo intervento, il cantiere si sposterà in strada per Longero all'altezza del civico 223, dove proseguirà il programma di manutenzione previsto dal Comune. L'operazione complessiva ha un valore di circa 400.000 euro e rientra in un più ampio piano di interventi sulla rete infrastrutturale cittadina. Un altro intervento che andrà presto a gara sarà quello allo skate park di Altura. Lunedì la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, potendo contare su oltre 500.000 euro già disponibili. L'obiettivo è di affidare i lavori verso l'inizio dell'estate. Per quanto riguarda invece la palestra di San Giovanni, l'inaugurazione prevista al 30 di aprile slitterà al 5 maggio, data in cui non solo si apriranno le porte della struttura, ma si avvieranno anche i primi allenamenti. Una proposta del Partito Democratico chiede di prolungare gli orari di apertura dei parchi pubblici recintati durante l'estate a partire dalle aree più frequentate per rendere i giardini più accessibili nelle ore serali, coinvolgendo anche gli enti del territorio.
tenere aperti più a lungo i parchi pubblici recintati nei mesi estivi è la richiesta dei consiglieri comunali del Partito Democratico Valentina Reppini e Luca Salvati, che lanciano la proposta di avviare una sperimentazione in alcune aree verdi di Trieste, prolungare l'orario di chiusura e magari coinvolgere enti e realtà del territorio per animare i parchi incentivando la socialità nei rioni. Chiediamo di avviare una sperimentazione, penso ci siano degli esempi positivi in diverse città sia della regione che a livello nazionale per rendere anche nel periodo estivo, dove c'è anche la voglia di stare di più all'aperto e anche in orari serali, di prolungare l'apertura. Le ultime estati sono state particolarmente torride, quindi dar loro la possibilità di avere degli spazi come questi in mezzo al verde, dove oltre al refrigerio, giustamente sottolineato, si possa avviare una certa socialità, convivialità tra anziani, famiglie, bambini, crediamo che sia assolutamente una cosa buona da fare. Avviene già non tanto lontano da qua, nella vicina Pordenone cito il parco di San Valentino, aperto anche in inverno fino alle 23. Dietro a orari e gestione del verde pubblico c'è una macchina organizzativa che tiene conto di orari di dipendenti, responsabilità, turni di custodia e pulizia. Ed è anche per questo che la proposta mira agli enti da coinvolgere che potrebbero occuparsi di alcune di queste mansioni, come chiudere i cancelli nei giardini. Sappiamo che l'associazionismo a Trieste è forte, è laborioso, è pieno di iniziative, di fare qualcosa, di portare qualcosa anche nei nostri giardini, come avviene già in modo virtuoso in alcuni giardini della città. Noi crediamo che ovviamente questa, come altre opere, le buche dei marciapiedi delle strade, richiedono una serie di fondi che sarebbe il caso di sbloccare dalla cabinovia per cose utili e concrete come la proposta in oggetto. Centro storico di Trieste interamente pedonale è la proposta dei Vannacciani, sentiamo. Lo diceva l'attore Paolo Bonacelli nel film Giovanni Stecchino del 1991, dialogando in auto con Roberto Benigni. In quel caso il riferimento era alla città di Palermo, parlando di una delle piaghe del capoluogo siciliano, il traffico. Agli antipodi d'Italia oggi, nel 2026, anche a Trieste la viabilità è in cima ai pensieri della classe politica. Lo spunto questa volta proviene da Futuro Nazionale. La formazione del generale Vannacci sta preparando il terreno per le prossime elezioni amministrative a Trieste, ma in realtà il gruppo si sta radicando anche negli altri comuni del Friuli Venezia Giulia, soprattutto nelle città capoluogo, tanto a Udine quanto a Pordenone e Gorizia, ma il focus di Angelo Lippi, referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale Trieste 23, è sulla città della Bora, che negli anni, con l'esplosione del turismo, ha visto una sempre maggior congestione delle vie cittadine, in particolare del centro storico. La chiave di lettura è semplice: per rendere la città a portata di tutti, per primi residenti, bisogna chiudere il centro al traffico privato e spingere forte sulle pedonalizzazioni e l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale. Trieste deve guardare a diventare una città che sia una città per tutti e non solo per chi ci viene ogni tanto. Conseguentemente il problema del traffico è un problema vero, importante, serio e va affrontato, a mio avviso, con soluzioni radicali nel tempo, nel medio tempo. Bisogna educare le persone a usare sempre meno i mezzi privati e sempre più i mezzi pubblici. Sembra facile, sembra una banalità, ma non lo è. Ma soprattutto bisogna investire. Le città, i centri storici non sono fatte per le automobili, bisogna farcene una ragione, come esistono in tutte le città importanti d'Europa. I centri storici vanno chiusi. Il processo però, secondo Lippi, non dovrà essere immediato, non un tasto da premere per cambiare modalità. Servirà un percorso a tappe, con una pianificazione che nel tempo, in modo quasi impercettibile, permetterà un graduale cambio nelle abitudini dei cittadini e un adeguamento automatico per i turisti. Bisogna fare, ripeto, educazione, investimento su questo tema, ma il fine ultimo è questo: le città devono essere, i centri storici, i centri urbani devono essere liberi delle automobili private. La Fondazione CR Trieste ha donato alla clinica neurologica e a quella urologica di Asugi 2 strumentazioni di ultimo modello per la terapia a onde d'urto. 2 strumenti di ultima generazione per la terapia ad onde d'urto sono stati donati alla clinica neurologica e alla clinica urologica di Asugi da parte della Fondazione CR Trieste. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio Trieste, 2 contributi importanti, 2 donazioni per 2 reparti di eccellenza di Asugi, sempre vicino alla Fondazione, che con queste altre iniziative e anche un'altra che ne abbiamo in cantiere ma che annunceremo a tempo debito ci danno un grosso aiuto.
La donazione rappresenta un contributo concreto allo sviluppo tecnologico della sanità pubblica e al miglioramento dei percorsi di cura e va a valorizzare la collaborazione tra Università di Trieste e Asugi. Si tratta di 2 dispositivi ad onde d'urto che quindi fanno anzitutto migliore servizio sanitario ai nostri cittadini, ma nello stesso tempo favoriscono lo sviluppo della ricerca scientifica, quindi il connubio ospedale-università è da sempre il connubio vincente. In ambito neurologico il dispositivo sarà impegnato nel trattamento degli spasmi e del dolore in pazienti affetti da patologie neurologiche quali ictus, sclerosi multipla e morbo di Parkinson. Sarà applicato a tutte queste patologie neurologiche che presentano sintomi dolorosi muscolari e tendinei. Non sono pochi, poi possono essere allargati a diversi sintomi dolorosi delle patologie neurologiche. La clinica urologica utilizzerà il dispositivo per il trattamento non invasivo della disfunzione erettile, della malattia di La Peyronie e del dolore urologico cronico. Questo è molto importante anche in ambito oncologico. Questo generatore verrà utilizzato perché purtroppo sappiamo che i trattamenti sia medici che chirurgici che radioterapici per diversi tumori possono portare conseguenze importanti sulla qualità di vita e sulla funzione sessuale, e quindi in quest'ambito questo macchinario verrà utilizzato con possibilità di personalizzare ancora di più le cure di questi pazienti. Il contributo complessivo per acquistare entrambe le strumentazioni si aggira fra gli 80.000 e i 100.000 euro. Ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo fra poco, state con noi. Applausi rispettosi ieri al Verdi per la prima di Madama Butterfly, la messa in scena dell'opera di Puccini, a detta di più di un intenditore è perfetta ma fredda, repliche fino al 12 di aprile. Ecco la recensione. Gli applausi rispettosi e solo a tratti scroscianti che ieri alla prima hanno salutato il ritorno al Teatro Verdi di Madama Butterfly fotografano al meglio l'andamento della serata. Lo spettacolo infatti da più di un punto di vista è perfetto, pure troppo però. Manca di quel pathos, di quella partecipazione che ne sono essenziali elementi, anche perché, come più di un intenditore ha avuto modo di commentare durante l'unico intervallo, non è che a livello di trama assai succede. Se tutto sembra fermarsi ad un passo dal necessario coinvolgimento, a pochi fra il pubblico scorrono i lacrimoni. Tutto ciò a plastica evidenza nella performance della protagonista, il soprano russo Olga Maslova, per la prima volta alle prese con il ruolo di Cho-Cho San, che poi sarebbe Butterfly. Una prova che cresce con il dipanarsi della vicenda, ma non matura in tempo per un bel di vedremo, reso con diligenza, ma senza il trasporto che rende indimenticabili Kabaivanska o Scotto. Anche il lavoro dell'orchestra diretta da Giulio Prandi poco spinge su determinati registri, e qui magari fa bene, laddove la messa in scena di Alberto Priolo, già vista a Trieste nel 2019 e nel 2021, essenziale meno dei costumi di Sara Marcucci, perlomeno nel primo atto troppo gioca con gli elementi scenici giapponesi. Se qualcuno, finito lo spettacolo, eccepisce il fatto che Butterfly non faccia seppuku ma si tagli la gola, ciò da cui scaturisce un effetto scenico notevole ma per certi aspetti fuori tempo massimo, si potrebbe obiettare che la tradizione giapponese impone anche di togliersi le scarpe quando si è dentro casa, ma sono in fondo bagatelle, soprattutto di fronte a una partitura che resta meravigliosa e che induce più di uno a procedere con comparazioni non sempre necessarie. Ve ne sarebbero persino con Kurt Weill, segno ulteriore della grandezza di Puccini, che non serve sottolineare, magari solo per esibire la propria voglia di non accontentarsi di ciò a cui si assiste. Domani alle 19, pallacanestro Trieste contro Varese al Palarubini, vediamo. È partita importante, in questo momento ancora di più per mantenere la posizione all'interno della griglia playoff, e quindi
chiaramente sarà una partita che è una sorta di una delle prime finali che avremo in questa ultima parte di stagione. Il match di domani alle 19 al Palarubini contro Varese, senza dubbio la più importante tra le 6 finali, come le ha definite coach Taccetti, da qua al termine della regular season, considerando che Trieste dovrà vedersela poi in trasferta con Milano, Bologna e Udine e in casa con Brescia e Cremona. La lotta è quella per le ultime 3 piazze dei play-off. I biancorossi al momento sono settimi a 22 punti dietro a Reggio Emilia, che arriva da 6 vittorie consecutive. Dietro ci sono 4 contendenti da tenere d'occhio, la stessa Varese e Trento a quota 20, i cugini friulani e Cremona dietro. Vincere la partita di domani significherebbe allungare a +4 sulle inseguitrici. In caso di sconfitta invece i varesini sorpasserebbero i giuliani in virtù del vantaggio negli scontri diretti. Al contrario del percorso lontano da casa, con soli 2 successi, quello casalingo è diametralmente opposto, sconfitte solo con Venezia e Bologna e 9 vittorie. Ce la vogliamo giocare con fiducia di quello che abbiamo ricostruito a livello di sicurezze, di solidità nelle ultime 3 settimane, perché ieri sera sicuramente non abbiamo fatto una buona partita, ma come dicevo ci sono state cose buone anche ieri sera e da lì vogliamo ripartire, e dalle buone prestazioni in casa delle 3 partite della settimana scorsa, inclusa quella persa con Venezia. E poi andiamo avanti domenica per domenica, giornata per giornata. Sicuramente dovremo, se possibile, anche provare a ribaltare la differenza canestri, può servire, anche se l'andata, la partita, insomma, finimmo a -15, quindi non sarà semplicissimo, però è ovvio che adesso tutte queste cose le dobbiamo avere belle chiare in testa e scendere in campo motivati per. Pallamano Trieste invece impegnata domani alle 16:30 contro Siracusa. La Pallamano Trieste prova a vestire il mantello del Corsaro in Sicilia. L'obiettivo è quello di bissare il successo con Siracusa. All'andata il 15 novembre a Chiarbola, match a cui si riferiscono proprio queste immagini, i biancorossi vissero uno dei momenti più alti dell'intero campionato, imponendosi per 34-30. Poco più di un mese fa, invece, a Riccione, l'amara vendetta della Team Network nella finalissima di Coppa Italia, chiusasi con il 27-24, che ha regalato il trofeo agli uomini di Garralda. Ora una nuova sfida che assume contorni altrettanto importanti per ciò che rimane della stagione regolare. Il Siracusa è terzo a quota 27 punti e cerca la qualificazione matematica ai play-off. Trieste è quinta a 2 punti dallo Junior Fasano, quarta forza della Serie A Gold. L'avversaria di turno ha un record invidiabile, in casa non perde dal 20 dicembre scorso, KO interno con il Cologne, mentre non va altrettanto bene in trasferta, con un solo punto conquistato nel 2026, lontano dalla propria zona di comfort. I ragazzi di Lisizza puntano a ripetere l'ottima prova sfoderata in casa contro il Pressano, un match quanto mai difficile, quello in Sicilia, per il bilanciamento del gioco degli avversari, buona difesa e grandi variazioni in attacco grazie all'agilità dei terzini. Vi ricordo il sondaggio di questa sera a Ring alle 21:10, mezzinato in transito nel porto di Trieste, cosa fare? Consentire, chiamatelo 0422 16 26 691, oppure negare, chiamatelo 0422 16 26 690. Così a Ring questa sera. Fra poco invece nel Post TG saremo in compagnia proprio di Ferdinando Avarino, vice direttore delle reti media Nord-Est. State con noi, buon proseguimento su Tele4.